Non si esprime sull'esposto in procura contro gli scavi sul canale dei Petroli il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Intanto i Verdi, dopo la denuncia, intendono interessare della vicenda anche la Commissione europea. Caccia ai giovanissimi che a Marghera hanno spruzzato lo spray urticante all'interno del centro commerciale Nave de Vero, seminando il panico, indaga la polizia. Degrado e spaccio nel cuore di Marghera, in piazza Sant'Antonio i primi spacciatori arrivano già dalla prima mattina e tra i residenti si chiede un intervento sui numerosi edifici abbandonati. Polemica a fine vita nel PD, non mi aspettavo tanti attacchi in un partito che deve essere pluralista, le parole della consigliera regionale ospite questa mattina a Focus TG. Una mobilitazione nel giorno in cui entrerà in vigore la fase sperimentale del contributo d'accesso. È stata lanciata la seconda assemblea sociale per la casa. 500.000 euro di intervento per 5 mesi di lavori in via Trieste a Marghera. Nascerà uno skatepark dove prima c'erano edifici fatiscenti. Da Portogruaro a Venezia l'incredibile vicenda del cane salito sul treno per raggiungere la sua padrona nel capoluogo lagunare. Il suo viaggio è finito a Mestre quando è stato rintracciato dalla Polfer. Lo avete sentito dai nostri titoli in primo piano, la visita del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin oggi in Veneto, che non si esprime sull'esposto in procura contro gli scavi del canale dei Petroli. Canale dei Petroli, ci sono dei parlamentari che vogliono mettere sotto sequestro tutta l'area per l'escavo. Dove? Canale dei Petroli Venezia. Normalmente questo io mi rifaccio alle valutazioni che mi danno le strutture tecniche innanzitutto, quindi non do un giudizio soggettivo. Si tratti delle strutture tecniche evocate dal ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin o di quelle giudiziarie chiamate in causa da 5 parlamentari del gruppo Verdi Sinistra, il dibattito sui lavori di marginamento di oltre 7 chilometri del canale Malamocco-Marghera nella laguna di Venezia si arricchisce di nuovi interlocutori dopo che dalle aule politiche sono arrivate risposte definite insoddisfacenti dalla presidente del gruppo parlamentare, la veneziana Luana Zanella. Avendo sempre avuto risposte molto evasive, molto poco centrate sul problema, anche alla luce di un confronto fatto con le associazioni tipo Italia Nostra, WWF e altre ancora, ho deciso che bisognava cercare un'altra via perché venga fatta verità su questa vicenda che ha dei contorni piuttosto oscuri. Da decenni al canale dei Petroli si imputa un pesante impatto sul delicato equilibrio della laguna. L'esposto in procura dei parlamentari di Alleanza Verdi Sinistra chiede l'apertura di indagini e il sequestro preventivo dell'area. I lavori provocherebbero danni ambientali e sarebbero in contrasto col piano morfologico. Si usano materiali e pratiche, metodologie costruttive secondo noi molto impattanti, non solo secondo noi. Nello stesso tempo io mi sono già messa in contatto con i Verdi europei perché questo problema venga anche rimbalzi sia nella Commissione sia nel Parlamento europeo. E assieme al portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella ha chiesto al Presidente della Commissione Ambiente un'audizione di Roberto Rossetto, candidato dal governo a guidare l'autorità portuale della laguna per valutare la sua candidatura. Oltre all'età, requisito che Rossetto non ha, essendo già in pensione ed avendo 71 anni, scrivono i due esponenti, la norma prevede che il Presidente sia scelto tra chi ha ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori quali opera l'autorità, altrimenti la sua nomina non passerebbe il vaglio della Corte dei Conti. E i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per un principio di incendio scoppiato al Tribunale di Rialto. Le fiamme sarebbero state originate da un guasto elettrico. Durante l'intervento è stato evacuato il personale, non ci sono stati feriti. Mentre sono stati momenti di panico venerdì sera al centro commerciale Nave de Vero, quando un gruppo di bulli ha spruzzato in tutto il locale una quantità ingente di spray urticante, indaga la polizia.
Caos venerdì sera nel centro commerciale Navedevero di Marghera. Un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni ha spruzzato dello spray al peperoncino. Erano circa le 21, quindi la maggior parte dei clienti era già andata via. Infatti a farne le spese sono stati soprattutto titolari e dipendenti dei vari negozi, che dopo aver iniziato a sentire bruciore a occhi e gola hanno chiamato la polizia, giunta sul posto poco dopo. Dopo essersi assicurati che non era necessario l'intervento del SUEM, gli agenti hanno esaminato le immagini delle telecamere interne al centro commerciale, da cui si vedono tutte le fasi del blitz. I 4 ragazzi, che a un certo punto sembrano quasi voler duellare, spargendo lo spray per poi dileguarsi al piano terra per le scale mobili e poi in quello interrato dove ci sono i parcheggi. Secondo la polizia, i 4 bulli hanno le ore contate. Degrado e spaccio nel cuore di Marghera in piazza Sant'Antonio. I primi spacciatori arrivano già dalle prime ore della mattina e tra i residenti si chiede un intervento ai tanti edifici abbandonati. La situazione qui sera e notte, sinceramente temo che, ossia avremo paura per il semplice motivo che è buio, c'è niente da fare, è buio. L'unica cosa che ogni tanto le accendono sono le lucette colorate che abbiamo qui, che il nostro sindaco ci ha messo come il percorso turistico, però di turisti io non ne vedo solo spacciatori, vedo solo consumatori, vedo solo gente che senza fissa dimora. Al di là dell'illuminazione pubblica, a Marghera è buio pesto anche di giorno, secondo Rubens Gebbani di Marghera Oggi 2.0, ormai da tempo del progetto Marghera Città Giardino, fiore all'occhiello urbanistico del Novecento, rimane davvero poco. Gradualmente è crollato sia il tessuto sociale che quello architettonico. Persino in piazza Sant'Antonio, il cuore del centro cittadino, come racconta un residente. Già dalle 8:30 di mattina troviamo i nigeriani che si incontrano con i tossicodipendenti, tutti intorno alla chiesa. Abbiamo avuto 9 casi di auto sfondate in 10 giorni, solo nell'area di Piazza Mercato e Piazzale Rossarol. Quindi siamo in pieno centro di Marghera. Abbiamo avuto 4 spaccate, 2 scippi, una rapina con coltello a danni di un cameriere Bangladesh, sempre in Piazza Legar, che è a 300 metri da qua. Come a Mestre, anche a Marghera c'è un problema di stabili abbandonati, spesso occupati da sbandati di vario genere. Uno di loro, raccontano qui, è rientrato all'ex asilo Sacro Cuore, altro luogo in attesa di riqualificazione, lanciando oggetti ai passanti. In questo spazio, che è già stato ex poste, ex municipalità, ex scuola, ex tante altre cose, che stiamo aspettando che lo abbattano ingiustamente perché non hanno avuto la possibilità di rimettere nuovamente in vita il mondo dell'associazionismo e degli anziani, oggi decentrati in ogni dove ma non in piazza, quindi la piazza è vuota. Dovranno fare questa casa di comunità. Basta vedere le sezioni stradali per non capire dove passeranno. Secondo Gebbani ci vorrebbero spazi di aggregazione e politiche sociali, perché la repressione da sola non basta a recuperare una situazione alla quale in molti guardano con una crescente preoccupazione. Ospite del direttore Luigi Bacciaglia, Focus TG la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, finita al centro delle polemiche per la sua astensione al voto sul fine vita, scelta che ribadisce chiedendo maggiore pluralismo nel partito. Sentiamo una parte del suo intervento. Ho ricevuto, è vero, all'interno del partito tante critiche e questo non me l'aspettavo, dico la verità, perché parte dal presupposto che io faccio parte di un partito che è pluralista e di per sé dovrebbe quantomeno ascoltare quelle che sono le varie sensibilità. Ci sono state anche proteste all'interno del partito, ma anche chi l'ha difesa a spada tratta. Tra questi cito Del Rio, che addirittura ha detto: se dovessero toccare Anna Maria Bigon io prenderei dei provvedimenti, ha minacciato addirittura di dare le dimissioni. Mi fa molto piacere aver ricevuto questo tipo di solidarietà da parte di Graziano Del Rio, ma anche di tante altre persone del territorio e onorevoli, ma soprattutto le persone che magari conosco, che fanno parte della semplice comunità, perché questa dobbiamo rappresentare e questi sono in buona parte anche con me. Va assolutamente fatta una legge nazionale che preveda determinati requisiti. Allora in Veneto si è scelto di portare avanti questa legge, questa proposta di legge. Si è detto che è una procedura sanitaria, benissimo. Se è una procedura sanitaria, ho detto io,
e quindi solo per determinare i tempi e le modalità di arrivo al suicidio assistito, quindi di arrivo al diritto alla morte, benissimo, basta una delibera della giunta regionale. Lo hanno fatto in Toscana, lo hanno fatto in Puglia, poteva benissimo farlo il presidente Zaia all'interno della regione Veneto. Se invece viene fatta una legge, allora comunque, se abbiamo deciso di portarla in Consiglio regionale, quantomeno adeguiamolo a quelle che sono le prescrizioni della Corte Costituzionale, quindi mettiamo il presupposto o quantomeno l'accesso alle cure palliative, mettiamo l'obiezione di coscienza a favore dei medici che non vogliono partecipare a questo procedimento sanitario, specifichiamo bene, perché male non fa, che si tratta di persone malate gravemente e non guaribili, ma maggiorenni, precisiamolo, che siano appunto capaci di intendere e volere. E precisiamo anche magari che il comitato multidisciplinare sia composto da determinate persone. In Veneto sul 30% da dati regionali ha accesso alle cure palliative. Io credo che nel momento in cui una legge che viene proposta si chiama liberi di scegliere, una persona è veramente, veramente libera di scegliere quando ha anche una terapia antidolore. Una mobilitazione nel giorno in cui entrerà in vigore la fase sperimentale del contributo d'accesso è stata lanciata dall'Assemblea Sociale per la Casa. Iniziamo a togliere spazio a quello che è l'economia del turismo e diamo spazio ad altri tipi di economia. Diamo casa alle persone, togliamo questi spazi, mettiamo i cittadini, le cittadine, i residenti, i futuri residenti come possono essere gli studenti e le studentesse. Più case, meno turisti. Con questo slogan da Sala San Leonardo a Venezia, Assemblea Sociale per la Casa ha lanciato una mobilitazione in occasione del 25 aprile, giorno in cui entrerà in vigore il contributo d'accesso e per cui sono già state aperte le iscrizioni. L'Assemblea ha mostrato come ci sia un legame indiscindibile tra il contributo d'accesso e la residenzialità. Quel legame si chiama casa e rappresenta il lato oscuro, dicono, di una città che si basa su una monocultura turistica e che assiste a un'emorragia di residenti senza precedenti. È stato questo il fil rouge di comitati e associazioni che hanno avviato un percorso verso il presidio di aprile. Molti hanno anche invitato alla disobbedienza civile. Devo camminare per casa mia, per la mia città, e sti qua mi controllano. Quindi invito tutti quanti a rifiutare i controlli a questo punto. Altri hanno ricordato che la città così diventa a tutti gli effetti un parco divertimenti. In ogni caso, tutti concordano sul fatto che il contributo d'accesso non rispecchi i bisogni reali della città. Non è vero che stiamo perdendo tutto, non è vero che questa battaglia è persa e che questa città è persa, perché ne abbiamo vinte tante, ne continueremo a vincere, possiamo continuare a vincere. E quindi quello che vogliamo dire anche oggi è che quello che sta accadendo con questo ticket ci vedrà in prima linea, perché la realtà di resistenza e di ricchezza che portiamo avanti come comitati, come associazioni, come singoli cittadini e cittadine ci dice anche che appunto la nostra lotta non è per un no, noi non siamo contrari al ticket per la contrarietà e basta, siamo contrari al ticket per dire anche che le proposte, le soluzioni ci sono. Parleremo di stress e lavoro subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Saranno circa 6.000 i lavoratori del settore edile che parteciperanno ad uno studio che mette in correlazione lo stress con gli infortuni sul lavoro. Ridurre lo stress per aumentare la sicurezza sul lavoro. È un nuovo progetto di prevenzione per limitare gli infortuni nel settore costruzioni, quello che INAIL Veneto e le scuole edili della regione dedicano ad un comparto fortemente caratterizzato per la sua pericolosità e l'elevato numero di casi infortunistici gravi. Nei prossimi 6 mesi, dai 4 ai 6.000 operatori del settore parteciperanno ad un'enorme raccolta dati, un'analisi approfondita sullo stress e la sicurezza in edilizia. Questo tipo di analisi è fondamentale perché aiuterà tante piccole e medie imprese soprattutto che trovano difficoltà nell'affrontare un argomento complesso e sia internamente che trovare proprio il tempo per affrontarlo, che è quello dello stress con i propri
collaboratori. È un ambiente difficile il nostro, ma è un ambiente in cui la collaborazione è fondamentale, quindi avere dei dati, dei modelli che ci aiuteranno a migliorare le interazioni è sicuramente uno strumento utilissimo. INAIL parteciperà concretamente al progetto sia dal punto di vista tecnico, valutando gli strumenti posti in essere, sia dal punto di vista amministrativo, collaborando nella gestione, nella diffusione dei risultati del progetto, sia dal punto di vista finanziario con un contributo economico. Carichi di lavoro eccessivi, precarietà, comunicazione inefficace, cambiamenti organizzativi mal organizzati e scadenze ravvicinate possono rappresentare altrettante cause di stress da lavoro correlato che determina un aumento del rischio infortunistico. Lo stress del lavoro correlato può incidere sugli infortuni e le malattie professionali del lavoratore. È per questo motivo che è giusto prevenire all'interno di un cantiere, all'interno di un'impresa. Dobbiamo iniziare a capire se quando si entra in cantiere si entra nel modo giusto, se ci sono delle problematiche da intercettare prima, e questo è un po' quello che noi vorremmo cercare di fare con questo progetto. Approfondire con i lavoratori le cause che generano stress potrebbe consentire la costruzione di percorsi di prevenzione degli infortuni e aiutare piccole e medie imprese edili ad ottenere dati e modelli utili per migliorare l'organizzazione aziendale. Uno skate park dove prima c'erano edifici fatiscenti, tutto questo a Marghera. Al via la demolizione di 4 fabbricati abbandonati in via Trieste, in prossimità del parcheggio scambiatore sotto la tangenziale a Marghera, su cui sorgerà un'area verde con una nuova piastra skate park. Le case provenivano dal demanio negli scorsi decenni, sono state consegnate al Comune di Venezia già in uno stato abbastanza vetusto, che rendeva non sensata e non logica la riconversione ristrutturandole. Quindi lavoriamo per ripristinare il terreno e costruire qui lo skate park. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con gli inquilini per ricollocarli in appartamenti idonei, dando loro dignità in strutture adeguate, e abbiamo allontanato chi invece aveva occupato abusivamente. Un'opera di riqualificazione urbana che continua e che coinvolge moltissimo la zona di Marghera. Un investimento di 500.000 euro grazie ai fondi del PNRR che terminerà entro 5 mesi. Il primo stralcio prevede la realizzazione del park per 405 metri quadri, mentre la seconda parte dei lavori estende la dimensione a 1080 metri quadri. Presente all'inizio dei cantieri, insieme all'assessore Venturini, anche il presidente della municipalità di Marghera. Il tutto sarà pronto nel mese di giugno. E sarà molto importante per noi rivedere e dare uno spazio per i nostri ragazzi che potranno venire da tutta la nostra municipalità. Da Portogruaro a Venezia vi raccontiamo ora l'incredibile storia di un pitbull salito sul treno per raggiungere la sua padrona. Per raggiungere la sua padrona, Rocky, un pitbull, è salito da solo su un treno regionale, il Trieste-Venezia, sedendosi sul sedile in attesa evidentemente di arrivare a destinazione. È salito attraverso una porta automatica lasciata aperta alla stazione di Lison di Portogruaro, a pochi metri dalla sua abitazione, dove fermano i treni regionali metropolitani. È stato subito notato da altri viaggiatori che invece di curarsene l'hanno in realtà fotografando, pubblicando le immagini sui social. Il capotreno però ha subito informato i superiori e la Polfer di Mestre, mentre il cane è rimasto composto fino alla stazione di Venezia Mestre, ammirando il paesaggio con lo sguardo triste. Alla fine è stato affidato agli agenti della stazione di Mestre ed è stato contattato il servizio veterinario dell'Ulstre Serenissima. Dopo aver trascorso la notte in un canile convenzionato, è stato raggiunto dal padrone. È un cane intelligente, ha detto, ma anche un grande amante dei viaggi e abituato. Era convinto di trovare mia sorella a bordo e voleva raggiungerla a Venezia, ha concluso. E con questo è tutto ora al Meteo. Vi ringrazio per essere stati con noi. Una buona serata, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Benvenuti al Meteo. Anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni impedirà l'arrivo della pioggia, dunque tempo buono. Il dettaglio di martedì 23 gennaio.
Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature in lieve aumento, minime tra -3 e 1 grado, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno di primo mattino, in seguito poco nuvoloso per velature o nubi medio-alte. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove ci attende una giornata soleggiata con qualche locale annuvolamento. Temperature minime tra 1 e -2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.